Primi di nuovo sul gradino più alto del podio dell'informazione locale e regionale in Italia. I dati certificati Auditel confermano un altro mese da record, quello di ottobre 2023. Antenna 3 resta saldamente la prima emittente televisiva locale del paese, Media Nord-Est il primo network regionale con oltre 1 milione di contatti complessivi nelle 24 ore ogni giorno. I grandi fatti di cronaca in diretta, l'urgenza del racconto e gli approfondimenti dalla strage del bus di Mestre con il suo carico di sconcerto e dolore che ha fatto il giro del mondo, alle commemorazioni per il 60° del Vajont e ancora il maltempo, un mese, quello di ottobre, che vi abbiamo raccontato minuto per minuto. Antenna 3 e il gruppo Media Nord-Est continuano a essere il principale presidio di informazione del Nord-Est e quello certificato dai dati Auditel è un legame profondissimo, davvero unico nel panorama televisivo nazionale. Ecco i numeri nel dettaglio. Antenna 3 totalizza 483.097 contatti giornalieri, 8.728 l'ascolto medio, lasciandosi alle spalle emittenti regionali storiche come Telenorba 8.660, la Sarda Videolina 8.307, Tele Lombardia 6.939, la Campana Canale 21 6.266, Antenna Sicilia 2.736. Il numero tocca le 20.000 unità se si guarda l'intero gruppo Media Nord-Est, che in Veneto oltre ad Antenna 3 comprende Rete Veneta e Tele Nord-Est. Per la precisione gli ascoltatori medi sono 19.097 che diventano circa 60.000 nella fascia serale dei TG, entrando in concorrenza diretta con le televisioni nazionali Rai e Mediaset. Guardando le 24 ore in termini assoluti sono quindi ben oltre 1 milione i contatti quotidiani, un vero record, l'ennesimo atto di fiducia nei confronti delle nostre redazioni, da San Biagio di Callalta, Bassano, passando per Venezia, Padova, Vicenza, Belluno, un legame non scontato che vogliamo rinsaldare giorno dopo giorno con onestà, professionalità, libertà e rispetto, soprattutto nei confronti di voi, telespettatrici e telespettatori, ed è a voi ancora una volta che va il nostro grazie.